Lotta per l'indipendenza della Catalogna si ferma oppure prende un'altra strada? No, al contrario, questo è l'obiettivo immediato dell'amnistia, ma il nostro obiettivo principale è l'autodeterminazione. Riuscire a che il nostro diritto all'autodeterminazione sia rispettato, sia riconosciuto dalla Spagna e dall'Europa, e una volta con l'amnistia la fase della repressione si chiude, più o meno, vorremmo focalizzarci nella lotta per l'autodeterminazione, per il referendum accordato e riconosciuto che ci permetta di finalizzare questo processo di indipendenza pacifico democratico. Perché questa amnistia è una vittoria politica immensa dell'indipendentismo per tante ragioni. La prima perché abbiamo obbligato allo Stato spagnolo a fare una rettificazione. Lo Stato spagnolo ci ha perseguito, ha fatto una repressione durissima, ha portato al piano penale un conflitto costituzionale, ha giudizializzato un conflitto politico. Questo non ha nessun senso nell'Europa del secolo XXI, questo è incompatibile con la democrazia, questo è contrario allo Stato del diritto, e finalmente abbiamo obbligato lo Stato a rettificare, e questa rettificazione per noi è una grande vittoria. Ma l'altra cosa importante per noi anche è che non soltanto la libertà per gli esiliati, sino per tutti, l'amnistia è una soluzione collettiva.